emozioni sono state da sempre una realtà degli esseri umani, noi dicevamo che questa mostra l'avevamo nella mente da tempo, non solo perché Mirano è stato un comune accogliente, aveva lo SPRAR, il CAS, e si è molto speso per un tipo di accoglienza razionale e ragionata, ma perché ci pareva che relativamente a questo tema o a questa vicenda non sia possibile schierarsi senza pensare alla esigenza primaria dell'umanità. Proprio 2 giorni fa, il 3 ottobre, come voi sapete, c'è stata a Lampedusa la giornata della memoria e dell'accoglienza. Quindi noi siamo chiamati come esseri umani ad essere pronti a riflettere su questo, a comprendere, prima ancora di giudicare. Io volevo iniziare leggendovi, poi vi dirò di chi, queste parole. Rimango sempre molto colpita quando la gente considera la pace come qualcosa di scontato. Per me è un bene di cui essere grata ogni giorno, non tutti ne possono godere. Milioni di uomini, donne e bambini vivono quotidianamente immersi nella guerra. La loro realtà è fatta di violenza, di case distrutte, di vite innocenti spezzate. Se vogliono salvarsi, non resta loro che partire, scegliere di vivere come profughi. E questo è il libro di Malala, la ragazza che è stata sfregiata dai talebani, che ha avuto il premio Nobel per la pace e che ha scritto "Siamo tutti profughi". Adesso c'è la sindaca che invito qui a... Arriva adesso da un altro impegno istituzionale e lontano da Mirano, quindi la ringraziamo perché è qua. Io, prima di dare la parola a chi di dovere, voglio ricordare che come amministrazione noi sentivamo il dovere di fare un omaggio a un grande maestro, Cesco Magnolato, veneto orientale, grande incisore, e volevamo averlo qui. Noi volevamo riconoscere il ruolo altissimo di tipo artistico e culturale che il laboratorio di ricerca d'arte contemporanea Pardes, qui impersonato dalla nostra curatrice della mostra Maria Luisa e poi da Tobia Ravà, il poi non c'entra e lo indico per secondo, questo ruolo importante nella città di Mirano, un ruolo di crescita culturale, ci sembrava necessario riconoscerlo. Poi abbiamo vicino in questa avventura il centro Pace e Legalità Sonia Slavic con Vincenzo Guanci che ne è il curatore e Francesco Venturini che è il delegato alla pace del Consiglio Comunale. Ecco, ci sentivamo di essere insieme così e di condividere con voi tutti, che ringrazio per la presenza, condividere questo nostro pensiero sulle migrazioni. C'è anche un testo di Seneca che abbiamo riportato, il quale appunto dice che, e già parlava nel I secolo d.C., ma da quando noi siamo scesi dagli alberi, pare, non abbiamo fatto altro che spostarci. Come sottolineiamo, nessun europeo è nato europeo. Rinnovo le scuse e buonasera a tutti e a tutte, benvenuti e benvenute. Cerco di parlare a voce più alta, ci provo, ecco. Mi riallaccio a alcune cose, le ha già dette Renata Cibin, che ringrazio per questa opportunità importante in un momento particolarmente di valore simbolico. E quindi questo è un evento che appunto noi riteniamo che ha un grande valore artistico e simbolico. Come diceva Renata, l'esodo, il viaggio, però la fuga delle genti sono un tema tra i più trattati e urlati anche dalla nostra contemporaneità. Però come amministrazione, come città di Mirano, noi ci siamo sempre battuti affinché, da sempre direi, fosse letto e compreso nella sua vera essenza, perché fosse accettato come un'opportunità e non agitato o subito come uno spauracchio o una spregevole cambiale politica o strumentalizzazione. Siamo tutti figli di mescolanze di genti, di partenze e di approdi in terre diverse da quelle di nascita. Ogni altra lettura appunto non ha senso. E quindi questa mostra, con i colori, la materia, la simbologia, gli stili,
di Abdallah Khaled, di Cesco Magnolato e Tobia Ravà dà corpo a questo modo di intendere le migrazioni, di comprenderle, di accettarle e di apprezzarle. E allo stesso tempo ci piace pensare di anche corpo al rapporto che la nostra città ha e ha sempre avuto con il diverso, con lo straniero, con l'ospite, col più debole. Milano comprende, Milano soprattutto accoglie. E non è un caso se il nostro comune sia uno dei pochi in cui operi permanentemente e fecondamente, ormai da oltre 7 anni, quindi dal 2013, un centro per la pace e la legalità, ma anche siamo orgogliosi, tra gli altri gesti concreti della nostra esperienza, che ci sia stabilmente appunto un progetto, il progetto SPRAR, che è un ottimo strumento di integrazione oltre che di accoglienza. Un progetto che abbiamo scelto di ospitare. In generale comunque siamo orgogliosi di come la nostra città e i milanesi sappiano confrontarsi e distinguersi positivamente su questi temi. Sono dunque certa che i nostri concittadini, noi tutti, apprezzeremo profondamente Esodi per il suo significato, ma anche per la bellezza che ci porta. Apprezzeremo l'opportunità e il privilegio di ospitare in uno degli edifici più belli della città 3 artisti di questa levatura. Ringrazio dunque Magnolato, Khaled e Ravà e la curatrice Maria Luisa Trevisan, il laboratorio Pardessi, il Centro per la Pace e la Legalità Sonia Slavic e tutti quanti si sono adoperati per dare vita alla mostra per questo straordinario dono. E il rinnovo ringraziamento a Renata Cibin che ha coordinato. Prima non ho citato Khaled nel citare i nostri 3 autori, ma certamente l'avevate identificato. Khaled per me è il Mediterraneo che viene da noi. Grazie. Poi parte la critico artistica. Non siamo in due. Siamo in due. Sì, sarò molto veloce. Intanto voglio ringraziare anch'io, ringrazio per l'attenzione di aver coinvolto il Centro Pace, che come sapete è composto da diverse associazioni che ogni giorno lottano, portano una cultura proprio della pace. Mi piaceva la visione della porta, perché mi piace proprio pensare che l'Italia e anche Milano sia questa porta pronta all'accoglienza. E oggi gli artisti che si sono offerti di presentare le loro opere d'arte stanno tenendo in piedi questa porta, una porta artistica, una porta capace proprio di accogliere. Quindi per me questa è veramente un'occasione positiva e sono orgoglioso di essere qua, insomma, e vi ringrazio. No, io a nome di tutte le associazioni del Centro Pace sono per la cronaca 11, ma insomma sono anche di più poi quelli che partecipano qua. Ringrazio tutti noi, tutti voi e soprattutto veramente è un onore e un piacere insomma avere qua Magnolato, Ravà e Khaled. È un'emozione questa cosa. E io devo confessare che io di arte non è che capisco un granché, insomma, diciamo la verità, sono un turista dell'arte, cioè mi fermo sempre alla superficie, insomma, non sono in grado, non ho gli strumenti per approfondire le cose che vedo. Però una cosa che noto e che ho notato in questi ultimi tempi e soprattutto qui, questa mostra dà un nome, Esodi. Vedete, io per carità ho studiato come tutti quanti e l'arte che ho studiato è appunto anche da turista dell'arte, è un'arte tradizionale. L'arte tradizionalmente si volge e rappresenta eroi. La prima volta che sono stata al Louvre entri e vedi subito la Nike di Samotrace, sta in cima alla scala, no? La vittoria alata, no? Questa cosa. Pensate oggi il sostantivo Riace
rimanda a questo, rimanda agli esodi, rimanda a quello che è successo ai migranti. Bene, fino a qualche anno fa Riace era quello dei bronzi, e i bronzi è la bellezza era la bellezza guerriera. Pensate al Davide di Michelangelo, Michelangelo famoso del Davide, mica per i prigioni che sono... Ecco, questa è la differenza. E qui è bello questo. Allora, questo dà senso, questa mostra dà senso al lavoro che noi molto modestamente facciamo nel nostro piccolo, nel nostro microcosmo. Cerchiamo di alleviare le enormi sofferenze dei migranti, perché sono enormi. Dice bene la sindaca, io sono molto orgoglioso della nostra amministrazione, lo dico e lo ammetto. Diceva bene la sindaca, noi con lo SPRAR è un'istituzione che aiuta i migranti, li accoglie, cerca di rendere, ed è questo, non so, a me viene in mente una delle iniziative fatte dal Centro Pace, in cui abbiamo ospitato un profugo dalla guerra siriano che vive qui a Milano, e appunto ospitato nell'ambito dello SPRAR. Lui ci ha mostrato una serie di diapositive di Aleppo, com'era e com'era prima della guerra e com'è oggi. Ed è impressionante, noi non ci rendiamo conto, guardate, io ho messo in cornice a casa mia, insomma, tre cose. La croce di guerra di mio nonno, morto alla memoria, morto nella prima guerra mondiale, la croce di guerra di mio padre, sopravvissuto alla seconda guerra mondiale, e beh, io ho una medaglia portata come volontario del terremoto, finalmente sono vivo, io sono il primo dei guanci che non ha vissuto una guerra, ed è una cosa fantastica. Questo è un dono, questa è una cosa che dobbiamo assolutamente preservare, e ringrazio ancora una volta Khaled, Ravat e Cesco Magnolato per essere qui e per spendere la loro arte, la loro capacità, la loro ispirazione, il loro talento per aiutarci a combattere la guerra e a vivere in pace. Grazie. Diciamo che la nostra penisola può essere considerata veramente una porta, no? Porta verso il Mediterraneo, come insomma è sempre stato, no? Anche con i veneziani, e poi verso l'Oriente, ma anche prima con la Magna Grecia, eccetera, ma anche porta verso l'Europa, come stiamo vedendo in questi ultimi anni, ecco. E quindi la nostra penisola, cioè, è fatta di mescolanze, cioè è proprio il métissage è nel nostro DNA, non ci sono santi che tengano, voglio dire, anche i veneti sono arrivati probabilmente dall'Oriente e dopo varie peregrinazioni nel nord-est dell'Europa sono calati giù, dividendosi in due gruppi. Un gruppo ha fondato appunto si è stanziato in quest'area tra i Colli Ugani e la laguna veneta, e un altro è sceso giù a Roma, appunto è il gruppo dei Latini. Quindi ecco, i critici, gli storici dell'arte, gli archeologi, insomma gli antropologi sono un po' di questo parere. E quindi ecco, questa zona è stata abitata dai paleoveneti, che hanno fondato poi una civiltà anche molto ricca, soprattutto nell'età del bronzo, quindi abbiamo dei reperti insomma, importanti a Montebelluna, ai musei civici ereminiani di Padova, al museo Testino di Este, insomma, quindi possiamo vedere queste testimonianze. Quindi non c'è nessuno di veramente autoctono qua, diciamo che forse il più autoctono dei tre
potremmo dire che è Cesco Magnolato, di cui diciamo, la famiglia probabilmente ha viaggiato però in quest'area da un bel po' di tempo, tra San Donà di Piave, ecco, e questa zona. Poi Khaled invece arriva dall'Algeria, dopo aver fatto degli studi presso l'Accademia di Belle Arti di Algeri, con una borsa di studio a Perugia, all'Università per Stranieri nel 1980, e da lì l'anno dopo entra all'Accademia di Belle Arti di Venezia e fa tutto un percorso, soprattutto col maestro Emilio Vedova, da cui trae insomma, moltissimi insegnamenti, la gestualità, l'espressività, insomma, e questo suo fare così molto istintivo, che unisce però sempre alla sua origine, la sua cultura del Nord Africa, dove inserisce nelle sue opere i segni dei graffiti rupestri, le figure tribali, le danze, i guerrieri, ma anche il mammut, la mucca, i simboli ancestrali, ecco, delle culture primitive, delle culture nomadi, perché lui è di origine berbera e quindi c'è anche questo aspetto nomade che accompagna la sua pittura. E poi i colori sono i colori del Sahara, dell'altopiano dell'Atlante, della sua terra, dove la madre coltiva dei bellissimi limoni che una volta ci ha portato, abbiamo fatto un limoncello fantastico. Ecco, quindi c'è tutta questa vitalità e questo innesto, diciamo, nell'arte contemporanea di un qualcosa di più antico, di ancestrale, e ci fa capire come diciamo, tutte le culture, le civiltà hanno attraversato più o meno le stesse fasi. Ecco, prima vi citavo i paleoveneti, che hanno insomma, anche loro utilizzato per esempio una scrittura venetica molto simile a quelle del Mediterraneo. E quindi c'è questa bella poi amicizia con Tobia, perché hanno realizzato insieme a partire dal 2002 delle opere a quattro mani che abbiamo esposto in mostra. Infatti la mostra è costituita diciamo, da 4 sezioni, una per ogni artista e più la sezione diciamo, delle opere a quattro mani. E questa è diciamo, la cosa che più rappresenta la possibilità della collaborazione tra culture diverse, tra fedi, religioni e provenienze diverse. E nel 2002, all'indomani dell'episodio delle Torri Gemelle, che appunto vede la distruzione insomma, cioè è il crollo anche dei nostri valori ideali sotto queste macerie in qualche modo, la DDB, un'agenzia americana di pubblicità con sede anche a Milano, chiede a Tobia di collaborare con un artista di cultura araba affinché si possa far vedere la collaborazione tra due culture che altrove sono fortemente diciamo, in contrasto. E da lì nasce un'opera, anzi ne fanno 2 bozzetti, Scoppio di pace ed Ere di pace, e da questa esperienza diciamo, viene fuori una grafica. La grafica scelta per divulgare questo messaggio è Scoppio di pace, che abbiamo esposto qui in mostra. Poi questa grafica è stata donata a enti che si occupano della pace appunto, del mondo, come ONU, UNESCO, Unicef e tanti altri enti. E da questa bellissima esperienza insomma, sono nate poi in rapida successione tantissime altre opere. Praticamente ogni anno i 2 artisti si propongono di realizzare un'opera a 4 mani su temi di attualità, soprattutto legati anche a fatti politici, sociali del mondo del Mediterraneo. Infatti in mostra c'è per esempio Germoglio di Speranza, che è un'opera che è nata nel momento delle primavere arabe, dove si pensava, si sperava che ci fosse un cambiamento in quelle aree,
cambiamento in positivo che purtroppo poi è stato fagocitato da altri. E poi c'è l'altra opera, diciamo un po' simbolo della mostra, che è Tutti sulla stessa barca, nella tempesta, che è proprio legata al tema degli esodi, di questi esodi che purtroppo vediamo insomma, concludersi in maniera molto tragica. Proprio a significare che insomma, siamo tutti in qualche modo esuli, migranti o proveniamo da situazioni di peregrinazioni, ecco, per l'Europa e per il mondo. Cioè questi fatti accomunano questi artisti, però ecco, diciamo che la famiglia di Tobia invece è qui da almeno insomma, dal 400, dal 1460, 70 e forse anche prima, perché c'è una documentazione insomma, a Casalmaggiore, paese fra l'altro del Parmigianino, e poi la famiglia si sposta verso, lungo il Po verso est, tra Revere e Sermide, e approda a Venezia ai primi dell'Ottocento. Quindi fondano il Collegio Ravà, il trisnono di Tobia insomma, dà avvio a questa importante opera didattica, che un po' rimane anche nello spirito di Tobia, perché oltre a realizzare opere d'arte fa anche un'attività didattica con l'università, e qui abbiamo i nostri stagisti che ringrazio, che ci aiuteranno nel proseguo di questa mostra, come ci hanno aiutato nell'allestimento, e poi attraverso conferenze, incontri, quindi tutta un'attività di studio che è cominciata un po' anche sotto la spinta proprio dei familiari, dalla madre insomma, che è qui e che saluto, ha attinto l'amore per la cultura della Mitteleuropa, provenendo da quest'area, no, da Ulma, da Göppingen, la famiglia che purtroppo è dovuta scappare, la mamma è stata portata via a 11 mesi sotto proprio la spinta dei suoi nonni, che insomma hanno mandato il figlio fuori dalla Germania nazista. E poi invece padre, nonno, nonni, anzi zio sono di Tobia, sono ingegneri, e quindi da lì ha attinto l'amore per la matematica, che vediamo espressa nei numeri e nelle scoperte che ha fatto recentemente, che ne ha fatte almeno 2 ormai, già provate, una sulla congettura, si chiamano congettura di Ravà prima e seconda, una sulla sequenza di Fibonacci e la riduzione della sequenza di Fibonacci, e poi sui numeri primi. Però non vi voglio tediare con queste cose di matematica, ma volevo appunto anche per lui dire che tutte le opere che sono in mostra sono legate in qualche modo a questo tema. O attraverso i soggetti o attraverso un percorso concettuale, questo percorso che lui attua attraverso la gematria, cioè la corrispondenza lettera-numero, e attraverso la Kabbalah, di cui ha letto moltissimo, soprattutto diciamo Scholem, che poi l'ha portato a scoprire l'Uria e quindi la cosmogonia di Luria, che è un po' l'idea della conoscenza che si espande nell'universo come scintille. Queste scintille sono rappresentate dai numeri che vedete, però l'uomo deve sempre andare oltre, quindi guardare dietro le scorze, le kelipot, i cocci di questi vasi che si sono infranti, e scoprire la verità, cioè la seconda natura delle cose. E quindi un invito sempre a non fermarsi mai all'apparenza, ma andare oltre e conoscere l'altro, gli altri che abbiamo vicino. E poi ho tenuto per ultimo, ma non per ultimo, per dargli più enfasi e farvi ricordare meglio il suo lavoro,
il maestro Cesco Magnolato, che è il decano dei tre, la memoria storica dell'arte della seconda metà del Novecento, che ha avuto colleghi quali Vedova all'Accademia di Venezia e poi ha insegnato anche per un periodo all'Accademia di Milano, incisione, alla cattedra di incisione, per questo ha vinto anche a una biennale, la prima biennale a cui ha partecipato, lui ha partecipato a 4 biennali, la prima ha vinto anche un premio, e poi ha partecipato anche a un'antibiennale promossa da Perocco e Zampetti, grandi storici dell'arte, insieme al suo gruppo, il gruppo dei 7. Come insegnante poi ha aperto la strada a tanti artisti come Fabrizio Plessi, come Licata e il nostro Quaresimin pure, ecco, che è qui di Milano, quindi ha dato un forte contributo, insomma, alla sua alla promozione artistica e soprattutto incentivando questi giovani ad affrontare anche temi come quelli a cui è sempre stato molto legato, il tema dell'esodo, dell'esilio, delle migrazioni. Nei suoi lavori si vedono queste figure smunte che sono in preda alla fatica, agli stenti, nei pericoli, ma nonostante questo, ecco, c'è sempre un aiuto che arriva, c'è un conforto dalla luce, da un abbraccio, un aiuto che si danno queste persone nella sofferenza. Ecco, quindi questo è il messaggio che ci lascia, la sua eredità, diciamo, spirituale, proprio quella di aiutarsi l'un l'altro e cercare di essere umani, insomma, e di cogliere nell'altro sempre questo spirito che caratterizza l'uomo e lo distingue dalla bestia.